Marco, ripercorriamo la tua carriera fino ad ora, come sono stati gli inizi? Hai iniziato a Modena se non sbaglio e poi parliamo della tua esperienza alla Trio. Ho iniziato a Modena, sì, ma da bambino perché abbiamo sempre avuto qualche cavallo in famiglia, quindi poi sai, mio padre guidava, mio nonno guidava, i miei zii guidavano, cioè mio padre guida ancora e quindi ho iniziato a Modena, sì. Ho iniziato con loro, poi ho iniziato a lavorare con la Green Park e poi è arrivata la Trio. Penso di essere stato tanto fortunato e nello stesso tempo spero di aver ripagato un po' la fortuna, no? Con le corse, con il guidare, con tutto un po' quello che ci gira intorno. Però ti dico, è stata una grossa fortuna, penso. C'era qualche driver al quale ti ispiravi, un po' il tuo idolo? Penso che in Italia ci siano 4 guidatori, non me ne vogliono gli altri, però penso che ci siano 4 guidatori che facevano e fanno ancora la differenza. E sono un po' i Bellei, Gubellini, Vecchione, Andreghetti, sono un po' quei 4 guidatori lì che a caratteristiche diverse fanno la differenza a guidare un cavallo. Ti ricordi la tua prima vittoria? La mia prima vittoria però devi andare in pista privata. Pensa che la mia prima vittoria guidavo un cavallo che si chiamava Zaccaria Top e subito dopo il palo sono caduto, quindi me la ricordo bene. Avevo 14 anni, la mia prima vittoria, ma questo parliamo di piste private perché io ho iniziato a correre in pista privata e intorno a Modena c'è Nonantola, c'era Nonantola, c'è ancora Montecchio, fanno corse amatoriali, fanno corse dove la gente si diverte, no? Corre per i prosciutti, per i salami, per le coppe. E poi dopo ho iniziato a correre in allievi. La prima vittoria in allievi è Padova in Excess, una cavallo della scuderia Twister, marzo 2009, 10 anni fa. Sei giovane ma hai fatto tante partecipazioni nelle classiche, hai vinto anche un Gran Premio a Bologna nel 2016. Uno solo, chiaro, uno solo. Tu sei abituato a intervistare Minucci, Andreghetti, io ne ho vinto uno solo di Gran Premi. Però sì, partecipazioni nelle classiche diverse, mi piace tanto. Non ti fanno dormire la notte le classiche. La vittoria nel Gran Premio della Vittoria, tanta fortuna. Era l'ultima cavalla del campo, l'hanno comprata dei miei amici e appena prima della corsa non pensavano vincesse, neanche io pensavo vincesse. Tanto che mi hanno chiesto di guidarla riferendosi ad un centrale. Io pensavo di dover guidare un centrale una settimana prima quando me l'hanno chiesto, invece era il Gran Premio della Vittoria. Un po' per fortuna, un po' per tutto, Gocciadoro mi consegnò una cavalla al 110% e sì, abbiamo vinto. Le competizioni tu come le vivi? Appunto abbiamo parlato di Gran Premi, com'è il tuo pre? Il mio pre, guarda, tu puoi intervistare secondo me tutti i guidatori, dal più bravo al più scarso. Il pre di una corsa normale è normale, il pre di una corsa buona ti mette sempre un po' di quell'agitazione che a volte fa bene, a volte fa un po' meno bene, a seconda di come la vivi, no? Ma il pre di una corsa importante c'è sempre il suo perché. Il tuo approccio nel correggere, nel rivedere, com'è? Guarda, nel rivedere, in corsa molto più qua che nelle corse delle macchine, nelle corse delle moto, perché sai, nelle corse delle macchine sono 40 giri, qua in 2 giri è finito tutto, quindi sono decisioni che vanno prese in frazioni di secondo, quindi sì, dopo le corse ti puoi riguardare, ma sai, il più bravo è sempre quello che sbaglia meno, quindi provi sempre a migliorarti, ma sono decisioni che devi prendere con freddezza e al volo. Invece la tua sensazione, com'è l'emozione prima della partenza, in corsa? Vorrei proprio parlare di quello che provi mentre corri. Guarda, penso che io come tanti altri miei colleghi la corsa la senti più prima di entrare in pista che quando entri in pista. Prima di entrare in pista puoi sentire una corsa, ma io penso che io come tanti altri, una volta che si entra in pista ti va via un po' quel precorso di cui parlavamo prima e ti rimane di andare il più forte possibile e di fare meno, tra virgolette, cazzate del possibile. I tuoi obiettivi, i tuoi sogni nel cassetto quali sono?
Guarda, faccio il super frustino qua martedì. Non sono mai andato in finale, quest'anno è la prima volta. Ecco, ripercorriamo anche la semifinale. La semifinale è andata bene, ragazzi. Erano tante volte che ci provavo ad andare in finale, non c'ero mai riuscito, per un motivo o per l'altro non c'ero mai riuscito, quest'anno ce l'abbiamo fatta. È una bella cosa. L'ultima cosa, se non avessi fatto questo lavoro, ti sei mai chiesto cosa ti sarebbe piaciuto fare? Avrei fatto sicuramente un'altra cosa, ma avrei corso per passione, quindi ti dico, ho la fortuna di fare un lavoro che ti dico, mi porta via un sacco di tempo, mi porta via un sacco di vita privata, mi porta via un sacco di cose, però se non l'avessi fatto per lavoro l'avrei fatto per passione, quindi va bene così.